Cos'è da brontolare, Pepe? Pepe? Vieni. Guarda le pecore. Sono arrivate. È ufficialmente iniziato l'autunno. Anche se è iniziato da un po', sì, lo so. Però con il loro arrivo è ufficialmente autunno. Che belle. Peppe è interessato perché c'è il cane. Io ho l'accompagnatore Wally. No, vabbè, me ne vado da sola. Poi devo stare attenta a non cadere qua. Perché mi uccido. Ci sono anche gli altri. Silvano cosa sta facendo? Ah no. Pensavo fosse lì. Nelle foglie. No, non c'è Silvano. Ma era qua Silvano? Dove è andato? Silvano? Mi è sparito il gatto. Ehi, Wally! Che fotomodello! Wally! Ciao, maionese! Ciao, maionese! Sei come tuo figlio, precisa! Maionese? Che bella! Leonessa! Bella Leonessa, eh? Ancora una? Aspetta! Max! Stella e Leonessa. Bene, vado a fare merenda. Caffè latte, via. Caffè latte con latte che mi fa male. Andiamo Leonessa, vieni con me. Dai. Che lenta che è. Sì Leonessa. Andiamo insieme Leonessa. Guarda che ci sono i croccantini. Bella gnocca. Andiamo. Ma salve. Cioè, chi sta meglio di quei due baldracchi? Chi sta meglio di questi due baldracchi? Nessuno. C'ho sto tappeto di fuori da tipo 2 giorni. L'ho lavato e è rimasto di fuori perché non mi sono più ricordata di tirarlo in casa, di piegarlo o rimetterlo per terra. No, perché Pippo ci aveva vomitato sopra. Ha avuto di nuovo i 2 giorni di vomito che ha ogni tanto. Ecco. Quindi questo in realtà è pulito, profumato e vorrei metterlo per terra. Hai visto? Hai visto? Oddio, quanto odio questi insetti. Allora, è pieno. Io li odio profondamente perché vanno ovunque. Te li ritrovi anche nel letto. Questi maledetti qua. Torna indietro, signorino. Dai. E volano, che hanno le ali.
Ma io li odio questi affari. Adesso ho paura. Dai, Bubi, dai, dai. Sali sul tappeto, è pulito. Dai, sali sul tappeto. Beh, comunque questi li odio perché sono ovunque. L'ho buttato fuori perché qua non può stare. No. Ah, che bel sole. Ma vi giuro che sembra estate. Io sono in maglia perché non mi fido a star senza. Ma diciamocelo, sembra estate e ho visto che adesso che la fotocamera è sporchissima, questa qui frontale. Sono qua alla ricerca di un programma per editare i video, o un programma per il Mac oppure un'app per l'iPhone. Ma ho provato ad utilizzare, come si chiama? Quella che c'è scritto Splice, che pubblicizza Fedez. Splice c'è scritto, non lo so come si pronuncia quella roba, non ho idea. Ho provato a usare quella ed è molto intuitiva come app, mi piace, solo che è povera di tutto, non c'è niente dentro. Sì, riesci a fare i tagli, hai delle transizioni un po' più particolari, hai la musica, ma non hai, che so, adesivi da mettere durante il video, i cosi social, che so, iscriviti, quelle robe là, non c'è niente praticamente. Io di solito uso InShot, è un'app molto più completa. E iMovie non lo uso da molto tempo ormai, da anni. E InShot mi piace abbastanza, però volevo cambiare, volevo qualcosa di diverso e ho provato questa qui, però è scarna come app, un po' vuota, non si può fare molto. È più che altro per i social tipo Instagram o TikTok, secondo me. Per video editing proprio che come intendo io non è adatta. Sono quasi intenzionata a prendere Premiere Pro, che però ha un bel costo alla fine, in un anno sono soldi, ma non... Cioè, dei programmi seri per il computer, io ne ho scaricati diversi, Filmora non mi piace, ne avevo scaricato un altro, DaVinci Resolve, neanche quello, poi anche quello bisogna pagare, sono tutti a pagamento, ma non mi piacciono proprio. E Premiere, io punterei proprio su quello alla fine, è che non so usarlo, dovrei imparare ad usarlo. E non è detto che mi piaccia, quindi andare anche a spendere dei soldi. Sono molto in dubbio. Stavo leggendo i commenti sotto il video di oggi, che è quello ad un passo dal cielo e baita. E Antonella scrive: comunque, Pepe doveva nascere femmina con la chiacchiera che ha. È vero, è vero. 19 di ottobre, i prati ancora verdi. Sì, le foglie, va bene, prati verdi. E io ho ancora i fiori. Ho ancora i fiori. Cioè, io non ho parole. 19 di ottobre. Ah, dai, il sole ormai è tramontato da un po'. Pepe. Oh, che gentile che sei. È bellissimo. Sei un po' ruffiano. Mi scusi, Alfa, sei nelle caramelle? Alfa? Alfa. Lilla, dai bacini al fietto. Lilla, dai bacini qua al fietto. No, ha detto mi sta antipatico proprio. Alfa, cosa stai facendo nelle caramelle? Ora, 21 di ottobre. Ho acceso già il fuoco perché io ho freddo. Qui non pioviggina, però il tempo è questo. E non fa neanche tanto caldo. Sono 14 gradi, 13-14 gradi. Guardate i gerani come sono ancora. Cioè, io non ho mai avuto dei fiori del genere. Credetemi, non ho neanche più dato acqua. Cioè, va, che robe. Cioè, che fiori. Pepe, bravo. Bravo. Vabbè, si vede il concime delle pecore.
si vede e si sente ancora. Vabbè, ieri sono andate via proprio definitivamente. Sono passate per la strada che c'è di là del Boit. Allora, sono stata in farmacia. Madonna, sti orecchini. Sono bellini, mi piacciono tanto. Presi da Shein, belli. Sono stata in farmacia, poi sono andata a prendere un po' di pane, il tè, essenziale per me il tè in questa stagione, adesso per un po' di mesi, infatti si macchieranno tantissimo i denti. Tempo fa avevo comprato delle strisce sbiancanti, funzionano, però poi ho letto anche in giro che non fanno proprio così bene ai denti e non le ho più usate, però funzionavano. Sì, non ce li ho tanto bianchi io, soprattutto i canini sono sempre macchiatissimi di giallo. La qualità dei denti non è il massimo, la mia qualità dei denti. Vabbè, adesso ho i capelli già unti, io non capisco, cioè li ho lavati meno di un giorno fa e ho preso uno shampoo, tra l'altro, eco bio tipo, ecco. Cambia niente, io sto provando non so quanti shampoo ma non funziona niente, non so più cosa devo fare, sono sempre sporchi, non ne posso più, ogni giorno devo lavare i capelli, ogni santo giorno. Vabbè, adesso mi cambio.